In corsia 1 nuoterà Simone Teglia, SC Nuoto. Corsia 2 Gabriele Turelli, Olympic Swim Pro. In corsia 3 già medagliato ai giovanili nello stile libero veloce Giona Mainardis, Gemona Nuoto Atlantis. In corsia numero 4 è il vice campione italiano giovanile in carica di specialità. Vanta 9 medaglie tra giovanili e categoria, di cui 2 d'oro. Ha partecipato al 5 Nazioni 2014 con la nazionale giovanile oro nei 100 farfalla e alla Coppa Komen 2014 argento in questa gara. Cristian Sperandio, Imola Nuoto. In corsia 5 Stefano Vascillotto, Rosa Blu. In 6 Leonardo Bardin, Idros. In corsia 7 Cristian Fantinato, Team Veneto. In 8 Lorenzo Di Maggio, SC Nuoto. Sperandio parte da favorito in questa gara, ai giovanili ha nuotato 53,31, il primato della manifestazione è qualche centesimo in meno, 53,25 di Martino Lucatello, stabilito qui nel 2012. Davanti Sperandio al passaggio di metà gara, 25,09 per lui, Vascillotto 26,11, poi Bardin 26,28. 75 metri di gara con Sperandio ancora davanti, il testa a testa al suo fianco fra Stefano Vascillotto, Leonardo Bardin per argento e bronzo, sembra fra loro la battaglia. Sperandio che fa fatica nel finale, ma ormai incolmabile il vantaggio, 54-36, quanto basta alla vittoria dei 100 farfalla junior maschi. Stefano Vascillotto è secondo.